Risolta la questione delle soglie ISEE, che va a scongiurare buona parte degli sfratti inizialmente previsti, resta il nodo dei canoni di affitto. Non c'è pace per gli inquilini Ater trevigiani che, portata a casa la prima battaglia, adesso chiedono maggiore equità. La Regione proprio in queste ore ha trasmesso il testo contenente il nuovo algoritmo di calcolo in seconda commissione consiliare a Venezia, dove il 12 dicembre prossimo si terrà anche un'audizione con i soggetti interessati, sindacati in primis. Proprio per questo lo SPI-CGIL annuncia nuovi sit-in e mobilitazioni a Treviso il 10 dicembre a Porta San Tommaso, il 12 in Piazza dei Signori. Invitiamo i pensionati, gli inquilini a essere presenti perché dobbiamo continuare a manifestare le preoccupazioni finché non c'è una soluzione definitiva, che deve arrivare il prima possibile, anche perché molte famiglie non ce la fanno più a pagare gli aumenti che sono stati definiti. E la questione riguarda anche i conguagli. In questi mesi, in attesa dei nuovi provvedimenti, molti inquilini, secondo i sindacati, hanno pagato più del dovuto. Altro capitolo, la manutenzione straordinaria e la disponibilità di alloggi. La casa è un diritto costituzionale ed è quindi un danno pubblico tenere delle case chiuse, non manutenute e non dare risposta alle tantissime famiglie che invece hanno necessità di un alloggio. E a guardare con apprensione ai nuovi provvedimenti sono gli inquilini. Sicuramente non si dorme di notte, no? Come voglio dire, insomma, speriamo che facciano qualche cosa di buono, che mettano a posto le cose. Non fare i conti così, tanto per farli, come hanno fatto fino adesso. È quello. Io mi aspetto un po' di equità.